Sono Giuseppe Argurio, il titolare della Zappia Gioielli di Catania. L'azienda Zappia Gioielli è praticamente sul panorama orafo regionale e nazionale da circa 60 anni. Il fondatore, appunto, Zappia è stato mio zio. Oggi un po' i tempi e anche le esigenze del mercato ci impongono sostanzialmente di fare delle scelte mirate e di focalizzarci spesso su quello che è più la nostra capacità, appunto, artigianale. La nostra produzione artigianale si basa fondamentalmente sulla ricerca e lo sviluppo sia del design che poi sul supporto e la realizzazione produttiva per brand esterni che hanno necessità di, appunto, caratterizzare il loro prodotto e il loro design. Ovviamente questo sempre coniugandolo con ciò che è un recupero e un mantenimento delle classiche e antiche tecniche di lavorazione. Tutto questo, come dicevo, coniugandolo con l'uso e l'utilizzo di macchinari d'avanguardia che servono a realizzare poi concretamente quelli che sono i progetti grafici, appunto l'implementazione e il rendering dei modelli da sviluppare. Oggi abbiamo raggiunto una soglia di veramente avanguardia tecnologica attraverso, appunto, l'acquisto e la messa in opera, la messa in esercizio di una fonditrice di avanguardia per realizzare le nostre microfusioni. Con questo macchinario riusciamo ad ottenere una precisione micrometrica nei modelli, riusciamo ad ottenere anche dei modelli in filigrana e anche con pesi molto leggeri, che oggi ovviamente sono molto ambiti. La nostra meta, il nostro obiettivo fondamentale è quello di coniugare fortemente sempre l'unione tra la tradizione e l'innovazione, mantenere le nostre manifatture leader in regione, ma soprattutto darci come traguardo quello di avere sempre più brand e più clienti che richiedono la nostra manifattura, che sostanzialmente si basa sempre sulla ricerca della qualità e sull'attenzione al particolare.